Quella cuciniamo insieme ad Andrea, passa avanti di Vicari. Curiosi? E allora, anima in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò dei dolcetti tipici di un paesino vicino Palermo che si chiama Vicetti, di origini veramente remote. Si tratta dell'anno circa 1700, anno più, anno meno, come diceva qualcuno più bravo di me. Sono dei dolcetti che, come vi dicevo, sono stati creati a Vicari e nello specifico dai monaci del convento di San Francesco di Vita. Sono stati creati in ricorrenza speciale, c'erano le nozze della figlia del re. E per questa appunto ricorrenza i monaci hanno creato questo meraviglioso dolce, chiamato passavolante. Obiettivamente è un nome quantomeno originale. Il nome passavolante viene assegnato loro perché si narra, non si sa se poi sia la verità oppure una leggenda, che durante le nozze a quanto pare i monaci sbagliarono, errore di calcolo ci fu, pensavo che ci fossero meno invitati del previsto e invece praticamente si presentò un mondo. E allora che cosa successe? Che siccome appunto questi dolcetti erano talmente buoni ma allo stesso tempo pochi rispetto al numero degli invitati, ci fu una specie di ressa per andarsene ad accaparrare questi dolcetti e c'era questo passa veloce di dolcetti che giravano e quindi da lì il nome passa volante. La verità a me in questo caso è totalmente sconosciuto, ma ciò che sono certo è che questo dolce è un dolce di una bontà incredibile e che dopo averlo assaggiato non potrete farne più a meno. Come sempre, una ricetta molto, molto semplice, veloce, tranquillamente replicabile a casa da ognuno di voi, ingredienti pochi, ma sempre come al solito di qualità, e non ci resta altro quindi che tuffarci all'interno di questa straordinaria ricetta di Vicari. Io ho inserito all'interno uova e zucchero e vado a fare una montata di uova e zucchero. Vi consiglio di usare ovviamente le tecnologie perché si potrebbe fare a mano, ma c'è da impazzire. Io non ve lo consiglio affatto perché voi dovete calcolare che io questa montata la farò durare 10-15 minuti perché deve venire fuori una spuma molto ferma, quindi è impegnativo farlo a mano e dire impegnativo voglio essere buono. Quindi o con delle fruste elettriche, quindi il classico frullino, o se avete una planetaria, mettete come innesto la frusta, inserite all'interno uova e zucchero e fate montare a velocità 1. 10-15 minuti. Quando lo vedete che è ben spumoso, potete tranquillamente stopparlo e poi continuare la ricetta. Benissimo, mentre il nostro impasto sta montando, mandorle pelate e li andremo a tostare leggermente in padella antiaderente sul fuoco bassissimo. Devono appena prendere colore, occhio perché si bruciano velocemente. L'alternativa alle mandorle pelate potete prendere tranquillamente quelle col pelo. Le andrete a mettere in acqua bollente per 3 minuti, quindi portate l'acqua a bollore. L'acqua raggiunge il bollore, spegnete il fuoco, immergete le mandorle col pelo all'interno, 3 minuti, li andate a sgocciolare, asciugare e vedete che la pellicina si toglierà molto ma molto facilmente. Dopodiché le prendete, come sto facendo adesso io, le mettete in una padella antiaderente, fuoco basso e le facciamo tostare. Praticamente dobbiamo far tirar fuori tutti gli oli essenziali, che come ben sapete è la parte aromatica della frutta secca. Adesso mi trasferisco sul fuoco e tosto le mandorle, mentre sta continuando a montare la nostra spuma. Un paio di minuti e sono pronte, vedete che già cominciano a cambiare colore? Ecco, da qui alla fase che diventino completamente bruciate è veramente minima, quindi occhio vigile perché si ci sta nulla a bruciare il tutto. Ed eccole qua, pronte. Adesso le trasferisco in un tagliere e continuiamo la preparazione. Che profumo di mandorla intensissimo. Ecco perché è bollente. Allora, in questa fase si può procedere in due modi, o come sto facendo io, quindi con un coltello le vado a sminuzzare grossolanamente, ed è quello che io preferisco, oppure, se non vi va, prendete un cutter, quindi un robot da cucina, inserite all'interno e con impulsi leggeri, perché non dovete fare una farina, ma devono restare pezzi grossolani. Lo andate pian pianino a sbriciolare, ogni tanto controllate, aprite, e quando vedete che
la consistenza è quella che vi aggrada, lo tenete da parte e continuate la ricetta. Io preferisco farlo a lama di coltello. Metto in un tagliere, sono molto calde, e procedo in questo modo. Zucchero. L'uovo e zucchero è praticamente pronta, vedete? È diventato quasi bianco e poi lascia il segno quando gira la frusta. Perfetto, ci siamo. La tecnologia è comoda, ma a certe volte è fastidiosa. Montata a nastro, bene, e adesso trasferisco la ciotola dell'impastatrice sul banco da lavoro e inserisco gli altri. Il succo di un limone filtrato da eventuali residui di semini, poi la scorzetta di un limone non trattato, mi raccomando, quando usiamo le scorze, sempre prodotti non trattati. Un pizzichino di cannella, ma proprio poco poco, volendo si può anche aggiungere oltre alla cannella un po' di vaniglia, quella in bacche, o se avete della pasta vaniglia va bene uguale. No vanillina. Le mandorle tritate. E cominciamo con una spatola a mescolare dal basso verso l'alto. Amalgamiamo bene tutti quanti i nostri elementi facendo attenzione a che il composto non smonti. E in ultimo la farina setacciata. E anche qui incorporiamo sempre mescolando dal basso verso l'alto. Sincerati che non ci siano grumi all'interno, una placca da forno foderata con carta forno e andiamo a fare le nostre porzioni. Cucchiaio, prendiamo una cucchiaiata di impasto e la andiamo ad adagiare direttamente facendo un mucchietto su carta forno. Facciamo diversi mucchietti ben distanziati tra loro, mi raccomando, perché in cottura tenderà ad allargarsi. Forno statico 180 gradi 15 minuti. Ed eccoli qui, belli sfornati, ancora caldi caldi, quindi molto soffici, come vedete bianco candido. Questo bianco è dato dal fatto che in cottura lo zucchero dalla parte inferiore tende ad andare verso la parte superiore, ovviamente se abbiamo un'ottima cottura, rendendo il nostro, chiamiamolo pure biscotto, anche se più che altro è un pasticcino, bianco candido. Volendo si potrebbe definire con della granella di pistacchi sopra e una piccolissima spolverata di cannella, ma quello, come dico sempre, è un gusto del tutto personale. E adesso mi risauto di tai salve. Ahimè, come al solito mi dovrò sacrificare per voi. Bella